Faccia a faccia tra la Regione e i prefetti che dovranno gestire il ritorno in classe degli studenti delle superiori. Il lavoro dopo il DPCM del governo si concentrerà nelle prossime settimane sull'80% delle lezioni in presenza. Sull'80% parliamo di 800 autobus che dovranno essere trovati sostanzialmente a livello regionale, 802, di cui 771 privati. 71 privati. Con le aziende di trasporto, nei confronti che abbiamo fatto, è emerso anche la necessità di ipotizzare l'assunzione di personale per il controllo anti-assembramento nelle stazioni o nelle fermate più critiche. Tradotto in numeri, necessaria l'assunzione di 227 persone, un piano che solo al Veneto costerà oltre 31 milioni di euro che si attendono dal governo, esclusi sia i doppi turni mattino-pomeriggio sia l'estensione della fascia d'ingresso alle 10. Sarà mantenuta la possibilità di scaglionare l'entrata a scuola fino alle 9. La palla adesso passa ai prefetti che tra venerdì e lunedì convocheranno i tavoli provinciali.